buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a chi è qui in sala con noi al Teatro Miotto a Spilimbergo e a chi ci sta ascoltando e guardando in streaming. Abbiamo visto alcune belle immagini dello scorso anno di Folkest che sono state montate con una musica della nuova compagnia di canto popolare, ma di questo parleremo dopo. Io in apertura di questa nostra giornata vi volevo citare alcuni dei dati di quest'anno prima di passare la parola al sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, che è il nostro padrone di casa in questo teatro, in questa cittadina del mosaico che è il cuore della nostra manifestazione. Allora, pochi di dati, siamo giunti alla 43esima edizione di Folkest, leggo per essere sicuro di non dire delle sciocchezze. Oltre 50 sono gli appuntamenti, quindi tocchiamo le 4 vecchie, chiamiamole ancora province, non so più come chiamarle, della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Andiamo a Capodistria, andiamo in Cadore, andiamo nel Veneto anche a Solighetto di Pieve di Soligo, e abbiamo una serie di varie iniziative, dal premio alla carriera, premio Folkest, Una vita per la musica, il premio Alberto Cesa, l'iniziativa Parole e Musiche, la nostra etichetta che pubblicherà 5 nuovi titoli discografici, uno spettacolo sulla Divina Commedia, una mostra fotografica dedicata agli scatti in pellicola di Folkest in bianco e nero, la partnership con Opera Prima di Vienna per il progetto Hernani di Giuseppe Verdi, e sempre guardando un po' al futuro su questo binomio offerta culturale, formazione professionale. Per lunghi anni si è immaginato che il futuro delle manifestazioni culturali fosse turismo e cultura. È sì vero, ma l'Europa ci dice che è molto più importante anche dare un ricambio agli artisti. Noi abbiamo una generazione di artisti importanti che cominciano ad avere un'età. Dobbiamo dare un ricambio, e il ricambio non sono i talent, non sono quel tipo di iniziative, ma sono iniziative di approfondimento culturale. A questi giovani dobbiamo insegnare il mestiere, perché questo è un mestiere che, come abbiamo fatto noi a suo tempo, si ruba da artigiani. Noi siamo artigiani della cultura, artigiani della musica, e l'artigianato si impara e si migliora, ci si affina rubando il mestiere, si dice in friulano, ed è proprio quella l'immagine giusta ed è quella la direzione che noi vogliamo continuare a mantenere come una barra dritta verso quella direzione da qui al futuro. Quindi non continuate a chiederci chi sono i grandi nomi di Folkest. Ci sono i grandi nomi perché abbiamo artisti grandissimi, ma al cuore del nostro festival sono artisti che lavorano specificatamente nelle loro aree di approfondimento culturale, e su questi anche noi lavoriamo con il nostro premio, con le nostre iniziative, proprio come ho detto prima, di formazione professionale. Questo è un punto veramente fondamentale. Io devo citarvi, sarà un po' lunghetto l'elenco, ma li devo citare perché Folkest è realizzato grazie a una serie di enti che veramente ci danno una mano, ma non da adesso, da tanti anni, e senza i quali noi non esisteremmo, non riusciremmo a proporvi gli spettacoli che proponiamo, e anche queste belle parole che io ho detto sulla formazione professionale non ci sarebbero. Quindi, in ordine un po' sparso, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, la Fondazione Friuli, la CAN di Capodistria, l'AIS di Capodistria, il Nuovo IMAIE, tutti i comuni partner di Folkest, la Friuli Ovest Banca e tutte le varie associazioni che collaborano proprio in prima persona con noi, con i quali abbiamo dei progetti comuni, dal CRAF all'Associazione Musicale Gottardo Tomat, Opera Prima Vin, l'Associazione Progetto Musica, Associazione Giardino Musicale, Spilimbergo Musica, Associazione Culturarti e Associazione Fur Club. Sono tutte associazioni che a loro volta svolgono un lavoro molto approfondito nel loro settore di intervento.
i patrocini, dall'UNESCO ai Ministeri degli Affari Esteri e della Cultura della Repubblica Italiana, Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, Regione Friuli-Venezia Giulia, Arlef, Comune di Capodistria, Comune di Spilimbergo, Comune di Udine, e i nostri vari media partner, Rai Radio 1. Io vorrei sottolineare questa partnership molto importante con Rai Radio 1, che per il secondo anno è proprio nostro sponsor ufficiale, compagno di viaggio ufficiale. Infatti anche la presenza di molti giornalisti della testata sarà garantita anche quest'anno. Quest'anno avremo anche la novità di avere anche Rai 3 presente, oltre naturalmente a Rai FVG, Rai del Friuli Venezia Giulia, che da sempre è nostro compagno di viaggio. TV Koper Capodistria dal 92 è la televisione del festival, poi insieme il giornale della musica, il Fobulity. Non dimentichiamo i nostri sponsor tecnici, che sono Goccia di Carnia, l'Eorafo di Spilimbergo, che ogni anno crea un bellissimo oggetto d'arte Orafa, che viene assegnato, viene donato al vincitore del premio Folkest Una vita per la musica. I numeri sono presto detti, sono 65 tra gruppi artistici presenti quest'anno, oltre 50 gli appuntamenti live, tocchiamo 28 diversi comuni, questo dal 5 al 23 agosto, dove c'è il cuore del festival, più tutta una serie di altre iniziative. Le anteprime saranno a partire dall'11 giugno, proprio tra pochi giorni, con la manifestazione Parchi nei Parchi al Parco Rizzani di Pagnacco, mentre andremo fino al 12 settembre con un'ultima coda il 28 di ottobre per un appuntamento particolarissimo. Qui lo vorrei citare perché è uno degli artisti più grandi che siano mai venuti in Friuli. Si tratta di Tony Levin. Tony Levin ai più è noto per essere un grande suonatore di stick, questo stranissimo strumento tra la chitarra e il basso, ed essere il bassista di Peter Gabriel, ma in realtà lui è il bassista di John Lennon. E scusate se poco, no? Parlando anche di pace, di tutte queste tematiche, ci agganceremo anche al Fax for Peace, che è questa manifestazione che viene fatta dalle scuole dell'Istituto Unicomprensivo dello Spilimberghese, e ci agganceremo a tutti questi discorsi. Lo spettacolo sarà tenuto qui al Teatro Miotto e sarà, speriamo veramente per allora di poter avere la disponibilità della sala nella sua interezza, altrimenti faremo una pomeridiana e una serale. L'artista si è già detto disposto a venirci incontro in questo. L'etichetta avrà 5 produzioni discografiche, esce un disco di brani registrati dal vivo a Capodistria. L'anno scorso abbiamo fatto dei video Folkest Suona A realizzati nei vari paesi con artisti locali. Da questo abbiamo tratto anche un CD che uscirà quest'anno, proprio per lasciare traccia di quanto abbiamo fatto. E a questo riguardo devo anche dire che noi siamo molto contenti che quest'anno ci abbiano copiato tutti. L'anno scorso, quando ancora non si potevano fare spettacoli, ci siamo inventati questa cosa dei video nei vari paesi per far lavorare i nostri musicisti e per promuovere comunque un'idea della musica che andava avanti. Quest'anno noi non facciamo video, ma ne stanno facendo tutti gli altri. Va bene, no? Mi sembra che quando si semina poi si raccoglie. L'importante è che le idee circolino e si facciano cose di questo tipo. Premio Alberto Cesa è un disco dove tutti i gruppi che hanno partecipato al Premio Cesa nel 2019-2020 interpretano brani della tradizione friulana, quindi un napoletano, un piemontese, un siciliano che cantano in friulano. È una bella scommessa, ascolterete che il risultato alle volte è veramente sorprendente. E poi 2 gruppi del territorio che sono Cui Acoustic e Matteo Sgobino e l'Untro Blunt, più una 6ª produzione discografica che uscirà in ottobre, ma ne parleremo dopo assieme all'associazione Gottardo Tomat. Io ho chiuso tutto il cappello, passerei la parola al sindaco di Spilimbergo. Grazie Andrea, buongiorno a tutti, è un piacere portare il saluto dell'amministrazione comunale a Folkest e a voi tutti, alle istituzioni presenti, agli enti presenti e evidentemente agli organi di informazione. Qui con me in sala ci sono l'assessore Filippuzzi,
delega tra le altre all'istruzione e alla cultura, e l'assessore Anna Bidoli, delega tra le altre alle attività produttive e al turismo. Perché questa puntualizzazione? Perché le parole di Andrea e Folkest nella sua storia, nel suo iter, rappresentano per la cultura regionale italiana, europea e spilimberghese a forziori evidentemente uno splendido mosaico. Un mosaico rispetto al quale, lo abbiamo sentito adesso e lo sappiamo, si intrecciano, oltre alla musica, diversi aspetti di promozione del territorio, di partecipazione comunitaria, di entusiasmo. Un altro tema rispetto al quale evidentemente le necessità sono attuali e quotidiane. Sono tante le istituzioni che accompagnano e sostengono Folkest. Il motivo parte 43 edizioni fa, forse la storia è un po' più lunga, e l'auspicio del 2020 con un'idea, del 2021 con un percorso che continua ed è finalmente un po' più aperto, e del 2022 con quel concetto di libertà che noi tutti auspichiamo, potrà continuare a portare iniezioni di cultura, iniezioni di promozione del territorio, lo ripeto, in quella che è la realtà spilimberghese, la realtà regionale e oltre ancora. Spilimbergo nel 2022, quindi resto in metafora, vedrà tra gli elementi importantissimi della propria quotidianità e della propria storia l'occasione, la celebrazione dei 100 anni della Scuola Mosaicisti del Friuli, come amministrazione e come comunità in accordo con l'istituzione e ribadisco anche gli enti, le associazioni, il territorio. Il percorso inizierà già quest'anno, lo richiameremo molte volte, non per dare un cenno e un'evidenza fine a se stessi, ma per rappresentare come Folkest, la Scuola Mosaicisti del Friuli, il CRAF, non siano realtà autoreferenziali, ma siano grandi realtà dei nostri territori che vanno sicuramente sostenute e che vanno completate ove possibile, e lo ribadisco ancora e qui concludo, con quello che è quell'entusiasmo che deve contraddistinguerci negli impegni da mattina a sera, da sera a mattina, e che però vedono nei nostri territori quell'obiettivo che è imprescindibile. Io ringrazio veramente di cuore Folkest, qui c'è il Presidente Morandini sul palco che è un altro elemento di rappresentatività del sostegno istituzionale ai nostri enti, a questi enti. In sala ne vedo altri che poi so prenderanno la parola. Entusiasmo, dicevo, io con grande entusiasmo saluto Folkest a nome della città e dei colleghi di giunta, formulo i migliori auguri per una splendida riuscita. È un anno importante, dovrà essere un anno di ripresa però di un cammino che non si è sicuramente fermato, e ne abbiamo avuto anche l'anno scorso dimostrazione. Grazie di tutto cuore, buon lavoro e buon Folkest. Grazie signor Sindaco. È bello sentire vicino l'amministrazione comunale, perché in un posto come Spilimbergo, che ha una storia, che ha tradizioni culturali, fare gruppo penso sia fondamentale. La nostra disponibilità c'è sempre stata e c'è. Io penso che nel futuro si potranno impostare dei cicli di lavoro, perché è importante fare dei cicli. Non possiamo lavorare sul prossimo anno, dobbiamo lavorare sui 3 anni, sui 5 anni, e su questo
sicuramente saremo vincenti e riusciremo a proporre delle cose estremamente importanti. C'è questo bel teatro e voi come amministrazione avete capito l'importanza che può avere questa struttura e può rappresentare anche questa per il futuro. Guardiamo avanti con fiducia. Io credo che la parola giusta, la parola d'ordine sia fiducia. L'anno scorso era speranza, no, adesso è fiducia, perché adesso si parte, adesso bisogna lavorare, adesso dobbiamo muoverci. Abbiamo un intervento da remoto dell'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli che ascolteremo molto volentieri. Il folklore è il riassunto di com'è un popolo. Lo racconta con diverse espressioni artistiche, e molte che si perpetuano poi con le tradizioni dell'artigianato, ma quello che colpisce sempre più direttamente, più immediatamente è il folklore in musica, perché i suoni sono un mezzo artistico più veloce per raggiungere le persone e più immediatamente comprensibile da tutti. Mi dispiace non essere stamattina con voi per questa edizione di Folkest, purtroppo però avevamo detto come sistema di produzione culturale del Friuli Venezia Giulia ricominciamo e stiamo ricominciando un po' tutti insieme, e io avevo già degli impegni in agenda presi precedentemente che non mi sono sentita di disdettare, quindi vi saluto in questo modo. Potrei anche dirvi il tradizionale in bocca al lupo, ma non ne avete bisogno perché questo festival ha una lunga tradizione bella e continuerà ad averla anche nei prossimi anni. Grazie all'assessore Gibelli per le sue parole. Abbiamo con noi un amico di Folkest degli ultimi anni, ma non solo, che è il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Lui ci ha avuti ospiti più volte nella loro bellissima sede di Via Manin a Udine a presentare Folkest. Ci fa molto piacere che abbia voluto venire in questa bellissima, altrettanto bella sede del Teatro Miotto a portarci un saluto e spero un augurio di buon fare per questa edizione 2021. Sì, Andrea, senz'altro saluto e augurio, ma anche avremmo intenzione di affidarti un compito nuovo in questa edizione, perché tu sai il legame di affetto e di riconoscenza che lega la Fondazione Friuli a Folkest. È una riconoscenza anche sincera per tutto quello che avete fatto in questi anni, per tutto quello che state continuando a fare anche in momenti difficili, per come avete saputo diffondere il Friuli in un panorama anche internazionale. Ed è un affetto fedele, nel senso che dal 2000 in poi credo che non ci siamo mai persi un'edizione di Folkest e lo diciamo con grande piacere e ancora con grande riconoscenza. Però io penso che questa edizione straordinaria del 2021, oltre che essere, come hai definito tu benissimo, artigiani della cultura, secondo me dovete interpretarla anche come dei veri e propri integratori culturali, dove la parola integrazione la dovete interpretare in tutte e due le accezioni. Integrare vuol dire anche andare a colmare lacune che si sono create. E in effetti purtroppo nel periodo buio che abbiamo vissuto abbiamo sentito la carenza di iniziative culturali in tutto il nostro territorio regionale. Ma la parola integrare voi la interpretate molto bene anche nel senso di mettere assieme. E riuscite a mettere assieme generi artistici diversi, associazioni che fanno attività diverse, territori diversi, e questa è una grandissima capacità ed è una grandissima qualità della quale il Friuli ha assolutamente bisogno, e lo fate con una filosofia straordinaria che è quella di andare incontro alla gente. Io questo tratto di Folkest è un tratto che non dimenticherò mai, non dimentico mai,
perché girate il territorio e nel girare il territorio voi andate a presentare ad un pubblico che può essere anche extra regionale le nostre bellezze, ma soprattutto, Andrea, fate conoscere a noi regionali delle mete suggestive che magari ci sfuggono e lo fate nell'ambito dell'evento culturale, che per me è una cosa straordinaria. A tutto questo, ed è l'ultima cosa che volevo, avete avuto la grande capacità di integrare la vostra attività con tutte le nuove tecnologie divulgative. Non a caso prima esprimevi il piacere, il compiacimento, perché così deve essere, di essere stati copiati, di aver tracciato una strada, ma l'avete tracciata talmente bene che secondo me avete passato questo anno incrementando il pubblico potenziale, perché con quegli strumenti riuscite a raggiungere delle fette di pubblico sempre maggiore, e l'avete fatto con, lasciami dire, qualità in più, un sapiente utilizzo di quelle tecnologie. Sapiente, non invasivo, non esclusivo, ma un utilizzo complementare nell'attesa della cosa più bella, di quello di potersi presentare al vostro pubblico. Grazie ancora, Andrea. Volevi imbarazzarmi? Grazie. No, veramente fa piacere che abbiate capito la nostra voglia di fare e la direzione che vogliamo mantenere. È giusto, le nuove tecnologie, i nuovi mezzi di comunicazione sono fondamentali. Noi abbiamo cercato di applicare l'utilizzo di questi nuovi mezzi, appunto senza eccedere, senza arrivare necessariamente a ogni momento a bombardare di cose. Misura, ci vuole misura, no? Sono mezzi talmente nuovi che dobbiamo ancora capire bene qual è l'equilibrio giusto dell'utilizzo, e al tempo stesso anche come si sta trasformando l'utilizzo della carta stampata, della radio e tutto. È un discorso, anche questo, estremamente interessante, che potrà portare degli sviluppi futuri sicuramente. Citavo prima la prima delle anteprime, scusate, bisticcio di parole, a Pagnacco. Ce n'è un'altra altrettanto importante, il 25 giugno a Ronchi dei Legionari, che quest'anno entra per la prima volta grazie a una collaborazione con l'associazione Giardino Musicale di Monfalcone nell'ambito di Folkest, perché anche qui c'è un doppio appuntamento con uno spettacolo dedicato a Fabrizio De André a Ronchi il 25 di giugno e il 28 di agosto a Auronzo, che aprirà e chiuderà questo FDA Ensemble a forza di essere evento. Anche questa è un'immagine per noi molto bella che ci dice di tutte queste ondate migratorie che da 3.000 anni stanno attraversando l'Europa e la attraversano anche oggi in qualche modo, ma soprattutto di come il nostro è un essere letteralmente foglie al vento, e la nostra forza può essere quella di radicarci nelle iniziative culturali, nelle tradizioni, perché poi conoscenza della nostra tradizione vuol dire non aver paura di confrontarsi con qualsiasi altra persona, venga da qualsiasi altra parte del mondo, e aiutarli anzi a confrontarsi con noi e a introdursi nella nostra tradizione, ciascuno senza rinunciare alla propria identità. Come io non voglio rinunciare alla mia, neanche loro devono rinunciare alla loro. E parlando di identità, per noi la tappa di Capodistria ogni anno è sempre molto importante, perché il discorso dell'identità a Capodistria potete immaginare quanto sia significativo e quanto sia sentito, perché è una città doppia, è una città totalmente bilingue, una città di tradizione non italiana, di tradizione veneta, di tradizione veneziana in qualche modo, con un qualche sostrato ladino sotto, linguisticamente, antico, e ovviamente la presenza slovena, che era già storica e oggi è ancora più preponderante, vista anche una parte di popolazione che è venuta via. Insieme con l'AIAS Capodistria da più di 20 anni stiamo seguendo un percorso di proposte culturali. Quest'anno saranno 3, ci sarà la presentazione del CD
di Folchesta Capodistria, la presentazione del libro Lunghi e Po dedicato alle musiche delle orchestrine popolari tra Friuli e Istria nelle terre del vecchio patriarcato di Aquileia, la big band di Robert Vatovec, il gruppo Automobili, che è stato uno dei grandi gruppi della New Wave jugoslava prima e slovena poi, e alla fine il concerto delle Orme, che è uno dei gruppi storici del prog rock. Vedo che il presidente Bonadini già sta sorridendo pensando a Felona Sorona, Giochi di bimba, a queste canzoni che hanno segnato i nostri anni quando non avevamo i capelli bianchi, ma sicuramente anche per i giovani è un gruppo da ascoltare, perché è un gruppo che ha ancora tantissimo da dire. Grazie quindi a Laias Capodistria, a Roberto Colussi, presidente, a tutti quanti lavorano da anni per rendere queste serate di Capodistria uniche. Come uniche sono le serate udinesi. Le serate udinesi saranno 3, dal giovedì 29 luglio, ne parliamo tra un attimo, poi vi dico cos'è. Poi abbiamo un 9 agosto con Franco Giordani e band, un autore friulano, è molto interessante perché lui si esprime in tutte le varianti friulane della Valcellina. E questo è molto bello, perché è molto marginale, ma al tempo stesso è centrale sul discorso dell'identità. E il 24 agosto, insieme con l'associazione Fur Club, Paolo Toffani, grande nome della musica sperimentale italiana, con gli Area, con 1000 altri progetti, e Strepitz Open Project, sotto la Loggia del Vionello, un'ora di provocazione sonora e visiva con dei video, una ballerina e un'autentica provocazione sonora. Venite ad ascoltarla, prenotatevi perché i posti saranno pochi, molto riservati, molto particolari, una serata particolare. Ma abbiamo una sorpresa, vi abbiamo riservato una sorpresa perché c'è una cara amica mia personale, ma di Folchesta anche negli anni, che è qui con noi e ci è venuta a salutarci perché il 29 luglio ci sarà uno spettacolo che si chiama 1534 tra Moresche e Villanelle. È un disco che ha vinto straordinario su questo repertorio cinquecentesco della città di Napoli, della nuova compagnia di canto popolare. Un gruppo che ha una storia infinita, ma che ancora riesce a stupirci, come in questo progetto, un progetto che è legato principalmente alla figura del loro leader musicale, che purtroppo non è più con noi, Corrado Sfogli, che ci ha regalato quest'ultima grandissima perla, premio Tenco lo scorso anno per il disco in dialetto. E io vorrei dare un grandissimo saluto e un abbraccio virtuale a distanza a Fausta Vettere, che è qui con noi. Ciao Fausta. Ciao Andrea, sono qui, vedi qua, e questa è l'ultima opera di Corrado Sfogli, e sono orgogliosissima di portarla per la prima volta da voi, perché noi siamo oramai di famiglia al Folchest, e quindi siamo veramente orgogliosi e felici di potervi fare sentire questo piccolo capolavoro che ha fatto Corrado proprio per chiudere la sua attività musicale in bellezza. Ne ho tratto da questo lavoro una sintesi molto breve del parlato e l'ho unita poi alla musica, perché penso che sia doveroso fare sentire quelle che sono state le sue impressioni, le sue immagini, i suoi desideri, il fatto di essersi messo nei panni del principe Ferrante Sanseverino e aver girato per Napoli in questa grande passeggiata dove ogni momento, ogni piazza, ogni parla ed è fonte di teatro, di musica, anche di ricordi che lui ha incamerato. E da ogni immagine di questo lavoro ne scaturisce poi un brano musicale, e io sono molto contenta di farvelo sentire,
a Udine, e appunto nell'occasione del nostro intervento musicale. Non vi dico altro, dico solamente che ci sono le villanelle che chiaramente sono non tutte, che sono contenute nel Napoli 1534, ma ci sono anche altre storie, cioè arriviamo anche fino ai giorni nostri con la tradizione, con la tamurriata, con le tarantelle, con le pizziche, e speriamo di lasciarvi esausti, perché il nostro è il nostro obiettivo di farvi come dire, liberare quella serata e farvi danzare, anche se avete voglia di alzarvi dalle vostre sedie e danzare fino alla fine. Noi, questo è il nostro obiettivo, di lasciarvi un bellissimo ricordo, e infatti tutta la prima parte sarà tutta dedicata a Corrado Sfogli, e poi magari esplodere nel repertorio che va fino ai nostri giorni. Questo è, e siamo grati ad Andrea Del Favero per averci invitato di nuovo, e veramente siamo tutti felici di venire a casa nostra, perché oramai il Friuli è diventato un po' anche casa nostra, e vi raccomando, grandi piatti di prosciutto. Grazie Fausta. Aspettiamo di fare insieme una grande festa al Castello di Udine il 29 di Ho avuto il piacere anche di fare la conoscenza di Tiziano Duca, che non conoscevo, e quindi sono delle persone veramente doc, come diremmo, nel campo musicale, perché non è facile, oggi c'è di tutto, ma conoscere persone come Tiziano è veramente un grande regalo. È una grande ricchezza del nostro Friuli, Tiziano Duca, anche se abita a Vienna, fa le cose importanti le viene a fare in Friuli, dopo ne parleremo a proposito di Opera Prima. Grazie Fausta, grazie mille. Grazie a te Andrea, grazie a tutti. E, continuiamo con il programma, ricordo brevemente Folkest in Cadore con 3 appuntamenti in Piazza Santa Giustina, uno spettacolo dedicato a Branduardi, uno dedicato a Fabrizio De André, e soprattutto questo Amore, Morte e Rock and Roll, le ultime ore di Bowie, Cohen, Lou Reed, Freddie Mercury. Questo è uno spettacolo, come sa costruirli lui, di Ezio Guaitamacchi, che ha coinvolto una serie di amici come Cristiano Godano, Andrea Miró e Brunella Boschetti. Ma Folkest è anche immagine, e uno dei punti più importanti parlando della musica è la fotografia, anche perché un'immagine fotografica consegna sempre la memoria di un evento musicale. L'evento musicale è sempre hic et nunc, no? Cioè avviene lì, però la musica o l'hai registrata o la perdi, ma resta in aria una specie di magia. La fotografia spesso aggiunge magia a questa magia dello spettacolo. Insieme con il CRAF abbiamo raccolto una serie di immagini nostre, dei nostri archivi, e queste diventeranno una mostra nel foyer qui del Teatro Miotto. Stavo cercando con lo sguardo Alvise Rampini, direttore del CRAF. Ci sei? Ci sei? Vieni a dirci, vieni a spiegarci che cosa fa il CRAF e cosa facciamo noi insieme. Eccoci. Allora, devo stare qui, fermo? Su questa X. Su questa X, sì. Girato di là. Girato di là. Scusate le spalle. Il CRAF spero sia sempre di supporto a tutte le associazioni che sono qui all'interno, tutti gli enti che sono a Spilimbergo. Stavo prima facendo proprio una mappa cronologica, c'è la scuola di mosaico, 100 anni, c'è il Folkest, 1979, c'è FVG Fotografia 1987, poi nasce il CRAF, c'è il gruppo friulano per la nuova fotografia. Qui è nato un importante gruppo fotografico
nel 1955 grazie a Italo Zanier e tutta una serie di 7 fotografi, magnifici 7, dice Gianfranco Ellero, che ha fatto grande il Friuli nella fotografia. Bene, insomma, c'è questo nucleo di eccellenze, c'è questo nucleo di talenti, una fucina veramente di talenti, in un territorio che non è grandissimo, quindi è veramente eccezionale questa cosa. Se pensiamo, la città di Spilimbergo è contenuta all'interno del territorio e ha tutte queste realtà importantissime. Il CRAF è molto attento nella fotografia del territorio, ma non solo perché da poco abbiamo acquisito l'archivio di Giuliano Borghesan, che fa parte della città, ed era un dovere da parte del CRAF acquisire questo importantissimo archivio di questo grande fotografo. Insieme a questo abbiamo anche acquisito il fratello Gianni Borghesan, abbiamo acquisito anche Bevilacqua, che era in realtà integrato in questo archivio, e abbiamo avuto una mappatura del territorio stupenda. Poi abbiamo anche acquisito queste lastre di Aldo Segale, che rappresenta la continuazione di Brisighelli e Pignat nel territorio del Friuli. Insomma, possiamo fare una memoria attraverso le immagini e in questo possiamo essere anche di supporto al Folkest, dove attraverso questa mostra The Sound of Ice faremo 40 anni, oltre 40 anni di storia attraverso la fotografia del Folkest. E proprio qui al Miotto, quindi ci sarà questa entrata al Miotto e questa celebrazione attraverso l'immagine, e siamo molto orgogliosi di questa cosa e speriamo che possa anche diventare itinerante questa mostra, ma anche tante altre all'interno del territorio. Sono archivi, non siamo un supermercato, perché tante volte ci trattano un pochettino come supermercato, no, dell'immagine, perché abbiamo 600.000 fra lastre e fotografie, quindi mi servirebbero 3 vita contadina, 4 artigianato, 5, no? E non vogliamo diventare un supermercato dell'immagine, perché il CRAF è un centro di ricerca, è un centro di archiviazione, restauro e diffusione anche della fotografia. Lo facciamo con FVG Fotografia, lo facciamo col fotografario. Quest'estate abbiamo in mente e stiamo programmando varie attività nel territorio, e quindi penso che l'estate sarà finalmente un'estate importante, piacevole, grazie al Folkest, grazie al CRAF, grazie a tutte le associazioni e tutti gli enti che gravitano intorno, ma soprattutto anche grazie alla Fondazione Friuli, al Comune di Spilimbergo, perché senza tutti questi enti che ci mantengono in vita tutta questa operazione non sarebbe possibile. Grazie di tutto. Grazie Alvise. Allora, siamo arrivati all'inizio di Folkest, delle date clou di Folkest. Avremo Vincenzo Zitello. Vincenzo Zitello è un arpista di grande importanza, ha lavorato con tutti i più grandi musicisti italiani, da Battiato per moltissimi anni Ivano Fossati, Alice e quant'altri ne vogliamo aggiungere ancora, ma soprattutto ha sviluppato una tecnica particolarissima sull'arpa celtica. Lo stesso Alain Stivell, che è il VAT dell'arpa celtica in Europa, nell'ultimo disco è andato a casa di Vincenzo per registrare con le sue arpe, con il suono particolare che attraverso l'utilizzo della tecnologia, ecco vedi Presidente, il discorso della tecnologia, del saper piegare le tecnologie odierne all'uso anche degli strumenti antichi. E questo suono particolare che lui ha creato e ha sviluppato proprio. Parlando di suoni particolari mi viene subito in mente Michele Ascolese e proprio di grandi collaborazioni. Michele Ascolese è, per chi ama De André, è la chitarra di Don Raffaè, quella bellissima chitarra classica che c'è nella canzone Don Raffaè, è Michele Ascolese, il chitarrista che nelle ultime 6 tournée ha sempre, quindi vuol dire 12 anni praticamente, ha suonato con Fabrizio De André negli ultimi suoi dischi dalle nuvole in avanti. Grazie a una collaborazione con l'Associazione Culturarti, Michele Ascolese sarà a Villafrova, a Stevenà di Caneva. Rosvita, volevi dire qualcosa? Ah, sei là, scusa.
Rosvita Del Fabbro dell'Associazione Culturarti. Tutti, permettetemi anzitutto di ringraziare Andrea Del Favero, Gianni Martin, l'Associazione Culturale Folk Giornale, Folkest, per aver rinnovato anche quest'anno la collaborazione con il nostro Festival Frattempi. Il nostro è un festival giovane, siamo solo alla seconda edizione, ma abbiamo tutte le intenzioni di proseguire e di arrivare anche noi magari alla 43esima edizione come Folkest. Il Festival Frattempi è finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli e prenderà avvio quest'anno proprio con il concerto di Michela Scolese del 6 agosto. Abbiamo poi in programma una serie di eventi che arriveranno fino alla fine di ottobre. Cito solo i principali ospiti. Avremo un monologo dedicato ai poeti maledetti di Alessandro Haber, che sarà ospite anche di una residenza artistica che organizzeremo a Casa della Letizia in collaborazione col Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Tra le altre attività organizzate in collaborazione col Folkest c'è una residenza artistica per giovani cantautori e cantautrici. Andrea Del Favero è presidente della commissione, che realizzeremo a fine agosto in Val Pesarina, che è un po' il cuore del festival, la cosiddetta Valle del Tempo. Avremo poi anche come ospite una delle più importanti scrittrici italiane, Dacia Maraini, che proporrà uno spettacolo intitolato Passeggeri del Tempo, che è anche il tema artistico di questa edizione del festival. Per tutti gli altri eventi vi rimando ai nostri canali social e al nostro sito web www.frattempi.it, dove pubblicheremo a inizio luglio il programma completo degli eventi. Grazie a tutti. Grazie Rosvita. Io credo che il sindaco e il presidente Morandini abbiano degli altri impegni che ci avevano annunciato prima, per cui ci devono lasciare. Li ringraziamo. Grazie a voi per essere stati con noi finora, e poi noi ci risentiremo, comunque ci rivedremo. Grazie, ad agosto. Fai strada. Ciao, adesso spariscono in quinta e ci salutano. Altra collaborazione che vorrei citare con Progetto Musica, Festival nei Suoni dei Luoghi. All'interno del nostro festival abbiamo una serata insieme a Pinzano al Tagliamento con Alvise Nodale, violoncelli itineranti. Anche qui si tratta di giovani artisti, proprio per perseguire insieme ad altre serate che saranno all'interno del loro cartellone proprio il discorso della promozione dei giovani artisti e della formazione professionale. Siamo arrivati in qualche modo adesso a Spilimbergo. Un'anticipazione delle serate spilimberghesi ci sarà al 16 con il Divino Cammino. Divino Cammino, capite già dal titolo, che è dedicato a Dante Alighieri. Alessandro Anderloni è un attore veronese, Mauro Palmas invece è un grandissimo musicista sardo, che abbiamo ammirato anche lo scorso anno proprio su questo palco insieme ad Elena Ledda. E loro hanno voluto immaginare dei quadri di interpretazione della Divina Commedia con musiche scritte da Mauro Palmas, e si svolgerà in 3 momenti, per chi conosce Spilimbergo, in 3 momenti particolari, perché avremo l'Inferno in Grava, sapete, in Grava, sul Tagliamento proprio, no? Nel vecchio greto del Tagliamento, nella parte ormai in qualche modo che è diventata bosco, è pieno di boschetti, pieno di prati, nella parte verso Spilimbergo, dove il Tagliamento non scorre più. E il secondo appuntamento sarà nella chiesetta dell'Ancona, che era l'approdo dei Guadi una volta, e l'ingresso con i 2 castelli che si vedono sopra, l'ingresso nella città di Spilimbergo, perché noi la città di Spilimbergo dobbiamo leggerla da Oriente, dalla capitale che era Cividale e poi Udine, si andava nella città. Voi sapete, tutti i nostri castelli sono girati contro l'Italia, perché difendevano le nostre capitali, che erano prima Cividale e poi Udine. Osservate bene i nostri castelli, quelli antichi, come sono orientati, e capirete qualcosa in più della nostra storia. Guardare il territorio
come dice il mio amico Moreno Bacichet sempre, guardare il territorio aiuta sempre a capire di più tante cose sulla nostra storia. E il terzo punto è il Paradiso, e sarà il Palazzo di Sopra, con questa bellissima terrazza che dà sulla Valle del Tagliamento, con questo senso di infinito che ci consegna. Spilimbergo, dicevamo, è il cuore di Folkest. Scusate, questo è un appuntamento che realizziamo grazie alla collaborazione con la Pro Spilimbergo. La Pro Spilimbergo che in quegli stessi giorni avrà la rievocazione storica, che in questo momento sono ancora sicuri di come la faranno, ma ci sarà. E l'argomento quindi è abbastanza di stampo medievale. Siamo legati di questa comune tematica. Spilimbergo ovviamente avrà vari appuntamenti. Il primo è Musica tra la gente, come lo scorso anno, una serata dedicata alla musica nei locali dello Spilimberghese. I locali pubblici dello Spilimberghese hanno sempre avuto, di Spilimbergo città principalmente, hanno sempre avuto questa caratteristica di essere stati sempre molto aperti alla musica, ai musicisti, ai momenti culturali. È una caratteristica proprio spilimberghese questa, che io da non spilimberghese ho sempre notato e ammirato. Noi avremo degli appuntamenti a ora di aperitivo, degli appuntamenti dopo cena, che vi comunicheremo in un secondo tempo. Non abbiamo voluto appesantire, già c'è una miriade di cose da dire oggi. Poi abbiamo 3 nuclei principali di svolgimento del festival. Il Teatro Miotto, dove avremo il 20 e il 23 le serate del premio Alberto Cesa, del concorso del premio Alberto Cesa. La Torre Orientale, dove i gruppi del premio Alberto Cesa si esibiranno per 40 minuti, quindi avremo non soltanto i 2 o 3 pezzi che avranno in gara, ma li vedremo anche fare uno spettacolo intero, quindi anche la giuria li potrà valutare nella loro completezza artistica. E in Piazza Garibaldi invece c'è questa grande novità che avremmo dovuto avere già lo scorso anno, ma per i noti motivi è stata rinviata quest'anno, ovvero Guitar Rendezvous e ADGPA Guitar Convention, realizzata insieme all'amico Alberto Grollo, che è direttore artistico di questa manifestazione. 2 serate si svolgeranno a Solighetto di Pieve di Soligo, a Villa Brandolini d'Adda. 2 serate si svolgeranno qui a Spilimbergo, in Piazza Garibaldi, è dedicata alla chitarra, se non si fosse capito. E quindi è soprattutto alla tecnica del finger picking, cioè dell'uso delle dita sulla chitarra, della chitarra acustica. E avremo ospiti anche internazionali, fortunatamente quest'anno riusciamo ad averli, oltre a 12 liutai che esporranno le loro meraviglie artigianali. Per questo parlavamo di artigianato prima all'inizio, no? Proprio avremo una grande esposizione di artigianato artistico di costruttori, di liutai, e anche questa è una grande novità di quest'anno. Insieme a questo la DGPA Guitar Convention, Guitar Rendezvous ci porterà anche una serie di seminari sulla chitarra tenuti da alcuni musicisti estremamente significativi. Potete immaginare, io dico solo un nome, Massimo Luca, ai più non dice granché, ma se vi dico che è il chitarrista di Lucio Battisti, forse si accende una lampadina, no? Allora sarà bello poterlo incontrare e chiedergli: ma come suonavi i riff sui dischi di Lucio Battisti? Come ti è venuta quell'idea a te e Alberto Radius, erano i 2 chitarristi che si alternavano, di fare queste cose sui dischi di Battisti? E seminari che saranno ospitati nella sede dell'associazione Gottardo Tomat, insieme alla quale realizzeremo anche, come lo scorso anno, un seminario dedicato alla vocalità mediterranea con Elena Ledda. Chiara, vuoi dirci qualcosa di questa collaborazione con l'associazione Tomat? Anche perché abbiamo, ho detto prima, abbiamo anche una coda alle produzioni discografiche, perché quest'autunno presenteremo DVD di un'opera realizzata
sotto la regia di Claudia Brugnetta, che ci guarda qui in sala, e del bellissimo concerto fatto dal gruppo musicale dell'associazione Tomat dedicato a Sting, e sarà una versione doppia, la versione DVD e la versione in CD di questo lavoro registrato dal vivo lo scorso anno. Lo presenteremo in ottobre. Sì, tante cose sarebbero da dire, perché Sì. poi quando si viene in questa sede è sempre un brulicare di idee e di cose da pensare, da mettere in piedi. Parto dai laboratori di canto popolare. Adesso stiamo già come associazione Tomat in collaborazione anche con l'Ecomuseo Lisa Ganis, che è una associazione molto importante per questo territorio, che ha a cuore la valorizzazione del patrimonio culturale e che c'è molto vicina proprio per realizzare queste iniziative anche a livello organizzativo. Sono laboratori che mettono al centro la vocalità, il cantare spontaneo, con artisti di livello internazionale. E la cosa bella è che questi laboratori sono aperti a chi vuole cantare, e vi posso dire, io ho partecipato a queste iniziative, e la cosa bella è che non so che cosa fanno le persone che cantano vicino a me, però sento la loro voce, canto insieme con loro, provo delle emozioni insieme a loro e raccontiamo qualche cosa, cerchiamo di portare avanti la memoria, le radici del nostro territorio. E quest'anno stiamo già iniziando ad aprire le iscrizioni, e siamo già anche quest'anno attorno ai 50, non solo dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma anche dal vicino Veneto. La cosa straordinaria che ha fatto Elena Ledda l'anno scorso è stata quella di mettersi in gioco con le persone che hanno partecipato, ed è stato bellissimo, perché chi profano come me, insomma più o meno profano, ma musicisti, quelli veri, quelli che suonano per professione, cantanti, ci siamo trovati a sperimentare le nostre voci insieme, ed è stata un'esperienza bellissima che anche quest'anno vorremmo far vivere ad altre persone. Sempre come associazione Tomat poi abbiamo a cuore sempre i giovani, e quindi da diversi anni abbiamo adottato la Tomat Band, che è una band che è formata dai migliori allievi della scuola con i docenti, con i migliori docenti della scuola, Andrea sorride, che ci permette di far avvicinare i ragazzi e far capire che con la musica veramente si può parlare al mondo e lanciare dei significati anche molto importanti. La musica unisce, la musica è da guida molto spesso anche per i giovani. Pensiamo anche un po' alle difficoltà di questo anno e mezzo, che non ci ha permesso spesso di fare musica, però allo stesso tempo il fatto di avere un obiettivo, di ritrovarsi, di studiare comunque magari a distanza per suonare di nuovo insieme, è quello che ha tenuto vicino i ragazzi. Quindi grazie veramente per questa opportunità, per questi progetti che facciamo insieme e per tutti quelli che faremo. E grazie a voi per la disponibilità della vostra sede, perché è fondamentale per lo svolgimento dei seminari. Grazie a tutti davvero. Grazie Chiara. Ricordiamo il premio Folkest, Una vita per la musica. Quest'anno viene assegnato a una persona che è legata casualmente anche lei alla città di Napoli. Lo scorso anno l'abbiamo dato a Teresa De Sio, passiamo attraverso la nuova compagnia di canto popolare ed arriviamo a un sassofonista che ha fatto una carriera straordinaria, è stato sassofonista di James Brown, è stato sassofonista di Tina Turner, ha girato il mondo, è stato sassofonista di Pino Daniele, lui e James Senese sono stati i due, e si chiama Enzo Avitabile. È abbastanza noto, credo, l'avrete visto probabilmente anche a Sanremo quest'anno, ma soprattutto è un musicista di uno spessore umano e culturale. Avete visto Fausta Vettere prima, no? Sono questi musicisti che vengono dalla città di Napoli e hanno veramente una marcia in più, hanno un qualcosa di particolare, un sacro fuoco dentro e soprattutto una disponibilità umana, oltre che artistica, fuori dal comune. Quindi avremo il piacere di avere qui su questo palco tra
qualche mese, Enzo Avitabile, che sicuramente ci delizierà anche con qualcuno dei suoi pezzi e la sua straordinaria voce, perché lui è uno straordinario cantante, oltre che un sassofonista. Parlando, prima ho accennato al premio Alberto Cesa, rivolto alle nuove proposte della World Music, è gemellato con il premio Andrea Parodi di Cagliari, e abbiamo devo dire degli amici del nostro territorio, perché sono amici del territorio proprio, che ci aiutano a farlo camminare meglio, oltre al nuovo IMAIE che assegna un premio significativo per la realizzazione di una tournée. Ma parlo di Friuli Ovest Banca. Marcos Maumay è il responsabile delle relazioni esterne della banca in rappresentanza dell'istituto, e con loro abbiamo attivato una collaborazione, rinnovato, devo dire, grazie alla loro disponibilità, questa collaborazione su Folkest, ma specificatamente anche proprio sul premio Alberto Cesa. Sì, tanto buongiorno, ciao Andrea, avrei detto anche ciao Enrico e ciao Giuseppe, come Claudia, Chiara, Alvisa, quelli che hanno parlato prima. E lo dico nel pensiero di quello che avrebbe detto anche il presidente Lino Mian, che mi ha chiesto di essere presente e sostituirlo per un problema che ha avuto a casa, e quindi ogni tanto capita anche che si debba sostituire all'ultimo momento chi rappresenta degnamente il mondo dove lavoro, ovvero una banca di credito cooperativo. E vi ho chiamato per nome perché ci sentiamo in comunità, e quando ci si trova tra amici non ci si saluta dicendo ciao Morandini o ciao Sarcinelli, no? Quindi l'idea è quella di fare un incontro con persone che si conoscono. E un anno fa circa, quando abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare il professor Zamagni rispetto a una sua relazione sul microcredito promosso dalle banche di credito cooperativo, ci ha ricordato che noi non siamo una banca punto, siamo una banca di comunità. E allora essere banca di comunità significa inserirsi all'interno di un gruppo di amici. E per questo motivo abbiamo dato vita, anche in occasione di quello che è stato un po' il cambiamento epocale rappresentato dall'emergenza sanitaria, una serie di provvedimenti che ci permettono di essere ancora di più banca di comunità, perché se attraverso i nostri strumenti possiamo aiutare le piccole realtà, vogliamo anche favorire i progetti di comunità. E per questo motivo, e mi fa piacere perché tanti degli interventi che mi hanno preceduto in qualche modo richiamano tutte le realtà che noi sosterremo, e in particolare volevo dirlo al sindaco Sarcinelli, ma lo dico, ci sono qui le sue rappresentanti femminili, la comunità di Spilimbergo sa esprimere tante eccellenze che saranno aiutate da parte del Friuli Ovest Banca, proprio perché l'importante è quello che in una fase storica in cui l'individualismo pare essere prevalente, dare una mano a chi invece vuole far sì che lo stare assieme, lavorare assieme, possa far progredire le nostre comunità. E quindi ben volentieri raccogliamo la sfida del premio Cesa, lo diamo ben volentieri, perché significa investire sul futuro dei giovani che lavorano sempre insieme, perché poi non c'è un singolo, un solista, è sempre un lavoro di coro e di gruppo. Quindi siamo ben contenti di esserci quest'anno, come credo ci saremo anche nei prossimi. Quindi buon Folkest a tutti, con il sostegno da parte di Friuli Ovest Banca. Grazie. Grazie Marcos. Siamo arrivati alla terza edizione di Parole e Musica. Parole e Musica vuol dire che parliamo di musica, e non vi dico tutti gli appuntamenti che sono diversi, ma ne cito uno che realizzeremo, un incontro dedicato a Bob Dylan. Bob Dylan, sapete tutti chi è Bob Dylan, spero non ci siano dubbi su questo, è un premio Nobel anche. Bob Dylan compie 80 anni, è una delle figure di rilievo della seconda metà del XX secolo, ma anche in questi primi anni 20 del XXI secolo ha dato alcuni segnali della sua estrema vitalità.
Parleremo di lui con una serie e dell'influenza che ha avuto la sua musica nella musica contemporanea. Canzoni di Dylan sono state interpretate da tutti i più grandi artisti del mondo e abbiamo messo insieme una squadretta di giovanotti, da Paolo Vites a Felice Liperi della Repubblica, Maurizio Bettelli, Jacopo Tomatis del Giornale della Musica, John Vignola di Radio 1 Rai Radio 1, scusate lo sbaglio sempre, che non sono proprio gli ultimi arrivati per parlarne. Allora volevo dire che la nostra forza, fortunatamente grazie a tutti questi amici e queste persone che credono in Folkest, è riuscire a portare qui a Spilimbergo anche giornalisti, portare operatori culturali, nell'obiettivo anche di far diventare questo nostro festival ciò che è in Europa uno showcase festival. Uno showcase festival è un festival dove gli operatori culturali di tutta Europa vanno a vedersi gli spettacoli per poter poi prenderli e portarli nei loro paesi, organizzare dei concerti, organizzare delle tournée. Anche questo è promozione della cultura, è promozione del territorio, è promozione delle forze lavorative friulane, del Friuli Venezia Giulia, dell'Istria, del Cadore, del Veneto, dell'Italia intera, perché dell'Italia intera sono questi giovani artisti che qui si esibiranno. E parlando di giovani artisti, io prima ho detto che abbiamo in Friuli una persona che è una ricchezza per la nostra regione. Lui è collegato con noi da Vienna adesso. Tiziano, ci sei? Ciao. Ci sono, ciao Andrea. Ciao Tiziano. Buongiorno a tutti. Hai notato che non ho parlato molto di opera prima perché è compito tuo. Grazie. In quanto direttore d'orchestra, ma soprattutto ideatore e responsabile di questo bellissimo progetto a cui noi ci siamo legati negli ultimi 2 anni e nel quale crediamo moltissimo. Per cui spiegaci tu un po' bene che cos'è questo tuo nostro progetto. Innanzitutto mi preme sottolineare la collaborazione con Folkest anche. Non solo per una questione di cortesia, ma soprattutto perché fin dall'inizio ho visto una condivisione di visioni, non bisticcio di parole forse, ma bisogna guardare avanti, e tutto quello che è stato detto oggi ha per me un'importanza fondamentale, perché riguarda un po' la tradizione alla quale si attinge continuamente per proiettarsi verso il futuro, e questo è il sale, la sostanza dell'attività culturale, soprattutto per la promozione di quello che è un aspetto che troppo spesso viene travisato, diciamo. Cioè la cultura non è solamente un'attività di passatempo, è un'attività che dà alle persone la possibilità di trovare delle dimensioni nelle quali si crea e si ritrova, e in questo contesto si spiega e si sviluppa il nostro progetto, il quale mi piace sottolineare, lo possiamo sintetizzare con una frase che fin dall'inizio ci ha accompagnato, cioè il teatro d'opera fatto da noi, quindi da persone fisiche che si impegnano ad una certa attività culturale, per noi, per la soddisfazione nostra di realizzare qualcosa di importante, professionalmente importante, ma anche relativamente nuova per quanto riguarda il rinnovamento dell'attività stessa, e poi dopo questo passaggio per tutti, no? Cioè il teatro d'opera fatto da noi, per noi e per tutti, in maniera tale da condividere le nostre espressioni, che è un po' la sintesi dell'attività culturale. Di che cosa si tratta? Quest'anno per il 2021 abbiamo scelto il titolo Ernani di Giuseppe Verdi, e quindi sarà un progetto dedicato a Giuseppe Verdi dopo 3 anni di attività, nella quale abbiamo sondato la musica di Rossini e di Donizetti, di Rossini con la Scala di Seta
di Gaetano Donizetti con l'Elisir d'amore lo scorso anno e 2 anni fa il Don Pasquale, quindi l'opera buffa. Con Hernani tocchiamo il melodramma vero e proprio, quello sanguigno, quello veramente che prepara il famoso 48, no? E la novità assoluta di quest'anno sarà un cast veramente straordinario, formato da Iano Tamar, soprano, Gustavo Porta, tenore, Vittorio Vitelli e Duccio Dalmonte, rispettivamente baritono e basso della nostra produzione. E si tratta di un cast veramente eccezionale perché diciamo calca tutti i teatri più importanti del mondo. La Scala è un teatro che li ha avuti ospiti molto spesso, lo Staatsoper di Vienna, il Covent Garden di Londra, e vede questo passo. Mi si dirà come mai questi artisti vengono da noi, perché hanno capito il senso del nostro progetto, il progetto che si svilupperà a Pozzuolo del Friuli come sede centrale dell'attività dal 4 al 7 settembre e mira a coinvolgere tutte le attività, tutte le associazioni del territorio, quindi rientra in quello che è l'idea generale dell'attività di Folkest. Il nostro obiettivo mio e quello dei miei collaboratori, diciamo, della direzione artistica formata da Alfonso De Filippis, regista, e da Sabina Arru, maestra del coro e preparatrice vocale, mira appunto a coinvolgere le persone per creare un evento professionalmente valido, professionalmente rilevante e per creare un ritorno proprio dell'attività culturale alle persone singole. Quindi non è che portiamo gli spettatori in teatro, ma facciamo di noi stessi spettatori e produttori delle nostre attività. Sembra un bisticcio di parole, però l'attività è molto molto coinvolgente. E a questa idea questi grandi artisti si sono dedicati e ci sono venuti anche incontro in questo senso. Il territorio di Pozzuolo del Friuli poi offre l'opportunità con la Villa Savattini, che sarà il centro più importante delle nostre produzioni, dà la possibilità di fare un passo avanti rispetto alla produzione degli anni scorsi, in quanto è un ambiente particolarmente accogliente per quanto riguarda questo tipo di spettacolo. È una villa del Settecento veramente importante per noi, per le nostre produzioni, e soprattutto a questo punto devo dire un grazie anche all'amministrazione comunale che ci sostiene in questo nostro progetto, alla Fondazione Sabadini, che è la proprietaria dell'edificio della villa, e all'ERSA, l'ente regionale per l'agricoltura, la quale con grande disponibilità ci ha messo a disposizione gli spazi per creare questo evento. Ora, l'entusiasmo e l'interesse per questo nostro progetto varca, diciamo, i nostri confini regionali, in quanto abbiamo avuto delle adesioni proprio qua a Vienna di gruppi di appassionati di lirica, i quali per esperienza girano tutti i teatri del mondo, d'Europa, e dalla loro esperienza quest'anno hanno dedicato un viaggio appunto a Pozzuolo, no? E al nostro Hernani, al nostro cast e alla nostra produzione, quindi siamo particolarmente orgogliosi di questo interesse, il quale non si limita alla promozione, ma proprio stamattina mi è arrivata l'adesione di alcuni musicisti di Salisburgo, del Mozarteum di Salisburgo, a partecipare attivamente al nostro progetto, e questo è una situazione abbastanza importante per noi. È chiaro che un progetto di questo genere, che comprende dei laboratori di attività corale, che è già iniziato per preparare gli interventi del coro,
quindi avremo 4 mesi di attività, di laboratorio, di preparazione vocale, appunto per arrivare preparatissimi alla prima della nostra produzione. C'è da notare che i coristi del nostro coro sono coristi che si dedicano, fanno altri mestieri e al tempo libero hanno questa passione del canto e si dedicano all'opera in maniera veramente, veramente straordinaria. Questo è un aspetto della nostra produzione, i laboratori corali, però c'è anche un laboratorio dei costumi, perché con 45 persone del coro e più i solisti ed altri interventi sul palcoscenico c'è la necessità di preparare, di presentare dei costumi che siano adeguati alla realizzazione dell'opera dell'Hernani, e appunto le nostre volontarie, che chiamiamo mani di fata a questo punto, perché si dedicano veramente con passione all'allestimento di questi costumi, hanno già iniziato il loro lavoro. È chiaro che una produzione così complessa e così importante senza il lavoro volontario sarebbe impensabile, sarebbe improponibile, dico io. Però anche in questa dedizione, in questa dedica, diciamo, c'è la passione, la volontà di dare qualcosa, di fare qualcosa in più. È chiaro che a questo punto un pensiero particolare va alle nostre collaboratrici storiche, la Rossella, la Paola e la Graziella, le quali veramente con grande dedizione impegnano il loro tempo per creare questo progetto che per me all'interno di questo contesto è veramente, veramente straordinario. Quindi il radicamento del territorio e la disponibilità del territorio per pensare un progetto così e realizzare un progetto così importante va incontro anche a quelle che sono le idee che prima Andrea avevi sottolineato a proposito degli artigiani della cultura, no? Mi sento veramente un artigiano della cultura anch'io in questo senso, cioè fare con le proprie mani quello che poi darà un risultato straordinario al progetto stesso, all'evento stesso, ma soprattutto si tratta di una grande condivisione di ideali. E poi va incontro un po' anche a quello che ho sentito dire dal Presidente Morandini, che ha perfettamente ragione, cioè si tratta di integrare nel senso lato della parola, integrare vari interessi per un obiettivo comune. Questo penso che questo progetto dell'Hernani riesca a realizzare in maniera particolarmente attiva. Per chiudere mi rifaccio anch'io a quello che Fausta Vetere ha sottolineato poco fa e con la quale abbiamo scambiato un po' di idee, un po' di impressioni dietro le quinte, diciamo. Cioè il fatto che lei parlasse di danzare, di alzarsi, danzare e fino all'estremo, diciamo, no? È un po' la sintesi anche di questo progetto Hernani, per il quale alla fine di una preparazione importantissima, molto, molto intensa, ci lascia una soddisfazione particolare che ci consente subito di creare delle nuove idee per il futuro, insomma. Ecco qui, quindi così una breve sintesi di quello che sarà la nostra attività e il progetto Hernani e Giuseppe Verdi 2021. Bene, grazie Tiziano, sei stato molto esauriente. Grazie a voi. E quindi avete capito, no? Anche questo è un progetto molto particolare, molto frastagliato anche nei suoi vari aspetti. Ultimo appuntamento musicale sarà il 12 settembre, oltre, abbiamo detto già, presentazione del CD DVD di Tomad Band e concerto di
Tony Levin a fine ottobre, ma l'ultima serata del festival estivo sarà il 12 settembre a Palazzo Taddea con il secondo appuntamento di La Ghironda di Michel. La Ghironda di Michel è una cosa che insieme con Marco Salvadori del Comune di Spilimbergo abbiamo imbastito proprio lo scorso anno come idea, come un'idea di sviluppo futuro, perché la Ghironda di Michel è Michel Fromenteau, che era questa grandissima artista, è quella che ha fatto la prima versione discografica del Pastor Fido di Vivaldi nella versione originale per Ghironda e orchestra, e ha portato la Ghironda a livelli veramente eccelsi nel mondo, e anche è tra le persone che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, al pubblico della musica classica, soprattutto anche lavorando nell'ambito della musica antica, nelle rassegne di musica antica. E nel corso di un gemellaggio con la città di La Châtre, Spilimbergo è gemellata con La Châtre, auspice Michel Fromenteau, venne donata al Comune di Spilimbergo questa bellissima ghironda, uno strumento di straordinaria bellezza, che era lì custodito in biblioteca in un armadio praticamente. Abbiamo deciso di tirarlo fuori lo scorso anno e di cominciare a farlo suonare ogni anno da qualche grande artista, da qualche grande strumentista. Quest'anno avremo uno spettacolo proprio il 12 di settembre dedicato alla musica seicentesca con Silvio Orlandi e Ernesto De Martino. Ha lo stesso nome di un famoso Ernesto De Martino, ma non sono parenti, e sicuramente nel futuro abbiamo intenzione di lavorare ancora su questa ghironda, su questo strumento. Chiudiamo. Ci sono delle domande per chi sta seguendo la diretta Facebook? Qualcuno ha scritto qualcosa? Mi dite? Non sento niente, nessuno ha scritto nulla? Tutto ok? Tutto bene, va bene. Sì. Cioè nel senso che non ci hanno insultato, quindi va bene. Esatto. Va benissimo, allora dai. Chiudiamo con un filmato. Lasciate stare il soggetto che lavora, che non è molto significativo, poi capirete perché lo dico. Ma è un video proprio in questo discorso che facevo prima di interesse per il nostro territorio. L'idea è di Cristian Romanini, che è assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Campoformido, ed è stato realizzato da Massimo Garlatti Costa. È una produzione del comune di Campoformido, è dedicata, omaggio a San Canciano, è dedicata ai prati stabili del comune di Campoformido. Sono prati importanti perché lì si radunava il Parlamento della Patria del Friuli, l'aviazione, quello che poi sarebbero diventate negli anni le attuali Frecce Tricolori, sono praticamente nate lì. Lì facevano le monomachie i Longobardi, e si dice anche che Joséphine, allora moglie di Napoleone Bonaparte, abbia perso un anello di un grandissimo valore nei prati. Quindi andate, visitateli, camminateci in mezzo, è un posto bellissimo, e magari trovate anche l'anello di Joséphine. Campoformido è comune amico delle api. Le api sono estremamente importanti per noi. Se non esistessero delle api, anche il genere umano scomparirebbe. Pensiamoci a questi prati, pensiamo a quanti prati abbiamo distrutto e stiamo continuando a distruggere, non solo nella foresta amazzonica, anche qui vicino a noi, a quante schifezze chimiche mettiamo nei nostri campi. Cerchiamo di invertire la rotta, cerchiamo di pensare al nostro futuro anche in questo modo. Grazie a tutti quelli che sono stati presenti, ci vediamo sui palchi di Folkfest 2021. Grazie.